amici di Giri Ferro Team, sono Giada Cicuto, io e Mario stasera ci troviamo a San Michele al Tagliamento, precisamente a San Giorgio al Tagliamento, per una selezione di Miss Italia. Oggi gioco praticamente in casa perché San Giorgio è vicinissimo al mio paese, perciò so dirvi più o meno tutto. E niente, le ragazze saranno 19, io le ho già un po' adocchiate, devo dirvi che sono proprio belle. E non possiamo farvi vedere niente del backstage, però ci troviamo sicuramente dopo con le ragazze che verranno fasciate. E quindi a dopo e via lo spettacolo. Buonasera amici di San Giorgio al Tagliamento, buonasera. Grazie, fate. Grazie per l'applauso, non abbiamo ancora fatto nulla per meritarcelo, ma magari ci serve come stimolo e poi ci impegneremo per prenderne altri. Grazie, buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento con la bellezza, con Miss Italia, una selezione che arriva qui a San Giorgio al Tagliamento in occasione di questa bellissima manifestazione e ci fa piacere vedervi così numerosi, pronti per assistere a questa sfilata di 19 concorrenti al titolo di Miss San Giorgio al Tagliamento. Le prime 8 classificate, lo diciamo subito, andranno direttamente alle finali regionali di questo importantissimo concorso giunto quest'anno alla 82esima edizione. Ma io mi faccio da parte perché da 82 anni le grandi protagoniste di Miss Italia sono sempre e solo loro, le nostre bellissime concorrenti, e quindi, anche se all'inizio mascherate, le andremo a vedere e a fare una sfilata tutte insieme su questo palcoscenico. Poi andremo a conoscere una ad una. A voi le 19 candidate al titolo di Miss San Giorgio al Tagliamento. Eccole, e qui sì ci vuole l'applauso. Sono belle con la mascherina, pensate quando le vedremo senza. 19 candidate a questo titolo importantissimo che le concederà alle prime 8, dicevo, di partecipare direttamente alle finali regionali di questo concorso, e noi siamo qui felici di potervi fare compagnia. Io ringrazio subito gli amici di Giri Ferro Team, siamo in onda in diretta sulla loro pagina Facebook, voi continuate a guardarci qui, credo che abbiamo già visto tante cose attraverso la televisione in questo anno e mezzo e attraverso i cellulari. Voi avete la possibilità di vederci in presenza, però salutiamo tutti gli amici che magari non sono qui e che ci stanno guardando attraverso i vari tablet, telefonini e computer. Bene, cosa succede adesso? Vedremo le ragazze, le concorrenti sfilare prima con il loro abito, perché l'abito che indosseranno adesso è l'abito che loro hanno scelto di presentarsi sul palcoscenico, poi le vedremo con il body ufficiale del concorso, poi avremo un momento moda dedicato a quelli che sono i costumi da bagno, insomma avremo la possibilità di stare un po' insieme. Qui abbiamo la giuria attentissima e pronta che avrà il difficile compito di individuare le più belle tra le belle. Non vi invidio, però insomma siete tanti e sicuramente il complesso dei vostri voti saprà sicuramente individuare le migliori. Io mi metto in questo angolino, le vado a presentare io perché purtroppo per motivi di Covid bisognerebbe disinfettare il microfono ogni ragazza che parla. Allora mi dispiace non farle parlare perché sono ragazze veramente molto in gamba, ma dobbiamo riuscire a trovare sempre la giusta mediazione nelle cose da fare, quindi sentirete la mia vociaccia per un po', però insomma questo è. Mi metto da questa parte e iniziamo. Ovviamente qui saranno senza mascherina con la concorrente numero 1 ed è lei che apre ufficialmente la selezione a San Giorgio al Tagliamento di Miss Italia 2021, Alessia.
numero 3, che è Clodiano. Poi abbiamo Eva, corrente numero 4. Chiara numero 5. Ora andiamo con il numero 6. Anastasia. Con il numero 7 abbiamo Jennifer. Andiamo con Samantha, corrente numero 8. Chiara, numero 9. Sei pronta Ilari? È prontissima Ilari, eccola qui col suo numero 10. E dopo Ilari abbiamo Vanessa, corrente numero 11.
Jessica. Andiamo con Giorgia, numero 15. Serena. Numero 17 che è Aurora. La concorrente numero 18 che è Erika. Sara, concorrente numero 19. San Giorgio al Tagliamento. Facciamo un applauso per tutte le nostre concorrenti. Che ne dite? Io questo applauso lo estenderei anche ai familiari di queste ragazze, perché le accompagnano, si divertono, trascorrono le serate insieme a loro, e questo è il bello di Miss Italia, sapete, il bello di Miss Italia è proprio questo, che arrivano le famiglie, i fidanzati, insomma tutti insieme, ed è una bella atmosfera, una bella atmosfera. Io ho i giurati qui vicino a me, però vorrei
far alzare dal tavolo uno dei giurati perché voleva portare un saluto a tutti quanti voi. Ci interessava intanto fare la prima uscita perché anche le ragazze la aspettavano con molta voglia di poter arrivare in questo palcoscenico. Però ne approfitterei di Stefano Zoccolan, se può salire sul palco, può pure passare, hai tante voleva sedere, insomma, se vuoi, hai visto, io mi sarei rotto 3 costole solo per provarci. Stefano, buonasera. Arriva il microfono, sì, precisi, bisogna stare distanti, stiamo distanti Stefano, e lei ha un microfono dedicato, come si dice. Stefano, buonasera innanzitutto e grazie a nome di tutta l'organizzazione. Noi ringraziamo lei per ringraziare tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento che ci date la possibilità di stare insieme a voi. A lei il microfono. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio dell'opportunità che avete dato noi a San Giorgio di venire qua, il concorso di Miss Italia stupendo. E niente, c'è da ringraziare voi, ma soprattutto mi permetta in primis tutti gli organizzatori, perché toccando con mano li conosco un po' tutti e veramente mai sempre hanno tirato il cuore oltre l'ostacolo. Quest'anno era impossibile, ma malgrado questo sono riusciti non a organizzare un bel evento, ma addirittura a portare un concorso di questo prestigio a San Giorgio, che non so cosa dire. Grazie veramente di cuore a nome di tutti. Spero che la pinza sia buona. Buonissima. Loro sanno perché. Buonissima, fidatevi, guardatevi, fidatevi, buona. E detto ciò, veramente grazie di cuore a voi e grazie a Miss Italia che ha scelto San Giorgio. Grazie a voi per darci l'opportunità di stare insieme a voi. Buon lavoro. E questo applauso lo facciamo, scusate, io magari potrei fare una gaffa, ma intanto tutti questi signori e signore che vedete con la maglia gialla, che identificano tutti coloro che stanno lavorando, quindi davvero grazie. Poi è bellissimo, sono stati generosissimi, oggi hanno offerto a tutte le ragazze, è stato un bel momento di aggregazione per loro, un po' di cibo, sono state insieme le ragazze per iniziare la serata, insomma davvero vi ringraziamo molto per la vostra generosità. Bene, io a questo punto ne approfitto per andare a presentare i nostri giurati che sono qui. Loro avranno il difficile compito di individuare, come dicevo, la più bella, le più belle tra le belle, però insomma ci riusciranno, perché ricordiamo che la vincitrice porterà questa fascia nel suo cuore, che è Miss San Giorgio al tagliamento, ovviamente poi con Miss Rocchetta per la seconda classificata, Miss Bimarch per la terza, poi avremo la quarta, quinta, sesta, e poi questa sera, poi chi ci segue magari attraverso il GD Ferro Team lo sa che in queste ultime selezioni ne abbiamo premiate 8 e tutte 8 vanno alle finali regionali, quindi un momento importante per queste ragazze. Per noi i giurati sono importanti tutti nella stessa maniera, quindi l'elenco lo faccio solo in base a come io ho preso i miei appunti. Quindi la signora Miria Coladin, grazie a lei, Edda Gobbato, Luca Masiero, Elisa Piazza, Ermanno Piazza, Jenny Vettoretto, Stefano Zoccolan che abbiamo appena conosciuto, Moni Bidin Tiziana e Michele Brattaviera. Grazie davvero per aver deciso di far parte della giuria, perché è sempre un impegno importante, perché comunque Miss Italia è vero che è un gioco, perché le ragazze lo prendono come tale, però è anche una bella opportunità. Noi poi in Veneto, io parlo a nome della struttura che organizza in Veneto Miss Italia, che è l'agenzia Modashow.it di Paola Rizzotti, che è impegnata dietro le quinte. In questi anni ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, però abbiamo sempre sfiorato il titolo, siamo arrivati secondi, terzi, non siamo mai riusciti ad arrivare in alto, chissà, magari non si sa mai, no? Io sono anche superstizioso, quindi meno sto zitto, non dico altro, però insomma signori giurati, è importante. Siete pronte? Le vedo già con il body, adesso le vedremo nello stesso ordine di prima, ovviamente, altrimenti la giuria impazzirebbe, con il body ufficiale del concorso. Quindi adesso sono vestite tutte uguali, e lo dico per voi del pubblico, così lo sapete come si svolge la votazione. Adesso la giuria darà il voto definitivo, quindi per le ragazze questo è un momento molto importante. Quindi buon lavoro a voi giurati, e ragazze in bocca al lupo. Alessia, sei sempre tu che apri il gruppo, vai, concorrente numero 1.
pubblico, lo dico ai giurati, le rivediamo a gruppi di 3, in modo che così diamo un'occhiata una volta in più che non fa male. Quindi cominciamo con la numero 1, 2, 3, prego, accomodatevi qui, credo resteranno qui e li facciamo fare un passo avanti, giusto? Le vado a presentare io. Allora, 1, 2, 3, iniziamo con Alessia, 20 anni, concorrente numero 1. Abbiamo Giulia, che è la concorrente numero 2. Poi abbiamo Claudiana con il numero 3. Passo avanti per Eva, concorrente numero 4. E abbiamo Chiara, che è la numero 5. Anastasia con il numero 6. Concorrente numero 7. Abbiamo Samantha, concorrente numero 8. Chiara, concorrente numero 9. Hilary, numero 10. Vanessa, numero 11. Numero 12 e Beatrice. Sara, numero 14. Giorgia, numero 15. Serena, numero 16. Poi abbiamo Aurora con il numero 17. Poi abbiamo Erika, con il numero 18. Sara, con il numero 19.
Possiamo farle rientrare? Certo, le facciamo rientrare, prego. Vorrei fare dei ringraziamenti a partner di Miss Italia oramai storici. Parliamo di Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligo-minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plim plim, questo è slogan che molti di noi conoscono. Poi abbiamo B-Match, hair stylist ufficiale di Miss Italia. B-Match è presente sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. La novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di B-Match è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli hairstylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di B-Match, saloni all'avanguardia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e a prodotti cosmetici professionali. Un ringraziamento poi lo facciamo anche agli amici di Luna, altro storico partner di Miss Italia. Vi chiedo un applauso per tutti quanti loro, grazie. Dicevo che noi siamo davvero felici di essere questa sera qui con voi, perché questa festa noi la conoscevamo di fama, ovviamente, anche perché mi è sembrato stranissimo oggi, non abito molto distante da qui, poter arrivare in scooter a fare un sopralluogo e provare i microfoni. È una cosa che capita raramente, invece è davvero molto bello. Tra l'altro vedete nei Deplian quelle che sono le iniziative che ci saranno anche nelle prossime giornate, perché mi sembra che il calendario sia particolarmente ricco. Io tra l'altro so che qui ci saranno il 14 sera due miei cari amici, è vero, amici che siete lì, che saranno Sdrindule e Daniele Bellotto, con tutto rispetto per tutti gli altri che ci saranno, ma saranno qui con voi. Sono due amici davvero, abbiamo condiviso quest'anno una trasmissione televisiva insieme su Telefriuli, quindi tra le tante serate insomma vi consiglio anche un appuntamento con la serie, chissà che magari se non ho altri impegni li vengo a salutare anche volentieri. Bene, a questo punto la giuria, sono state ritirate tutte le schede giuria ovviamente perché iniziano i conteggi, però nel frattempo noi cosa possiamo fare? Abbiamo queste ragazze bellissime, alcune abbronzatissime, si vede coloro che sono in vacanza, altre magari che stanno ancora lavorando o hanno appena terminato gli studi, quindi si stanno preparando per le vacanze, però tutte quante hanno un comune denominatore che è il costume da bagno. E quindi a questo punto, visto che l'estate c'è, ci fa un po' ogni tanto tribolare in questo periodo, però l'estate c'è, siamo nel pieno dell'estate, poi abbiamo insomma delle località turistiche vicino a noi davvero straordinarie, quindi andiamo a vedere questa uscita con costumi da bagno di tutte le 19 candidate al titolo di Miss San Giorgio al Tagliamento. Tengo a precisarlo a voi del pubblico, agli amici che ci seguono attraverso i social e alla giuria lo sa già che tutto questo è fuori giuria, quindi ovviamente stanno già facendo i conti. Che ne dite? Andiamo, le ragazze sono prontissime, bellissime ovviamente, e quindi io vi do appuntamento fra qualche istante. Adesso andiamo a vedere questo momento dedicato alla moda mare con protagoniste le nostre 19 concorrenti. A dopo!
all'ultimo momento, vediamo se no. Allora, adesso passiamo la musica. Brave le nostre ragazze, facciamo un bel applauso per tutte loro. Fatemi vedere. Come va? Dov'è Mario Bonesi? Come va Mario? Qual è la telecamera che inquadra? Questa? Tutte e due, pensa, ce ne vogliono due per inquadrare uno, vedi? Devo rivedere la linea. Amici di GD Ferro Team, noi siamo qui a San Giorgio al Tagliamento, attenzione, non vi fate imbrogliare. San Giorgio al Tagliamento c'è questa festa bellissima, lo dico agli amici che ci seguono attraverso i computer, però poi lo dico anche a voi. E vorrei andare, ecco, prima mi stavo dimenticando, scusate, perdonatemi, mi scuserò personalmente anche con lui, che la sera del 14 ci sarà anche Sergio Galantini, Galax, quindi ci sarà Daniele Bellotto con le sue musiche. Poi Daniele è un istrione, non è solo un musicista, ma riesce insomma a farci divertire anche con la musica. Poi ci sarà Sdrindule e poi Sergio Galantini, Galax, quindi avrete veramente la possibilità di divertirvi per una serata, e credo che di questi tempi di sorriso, di leggerezza, credo sia davvero importante, quindi grazie per organizzare tutto questo. Poi mi comunicavano invece che il giorno 15, domenica 15, non ci sarà la Ciclo Andando non ci sarà, credo per motivi ovviamente avete capito, no? Non aggiungiamo altro, però io ringrazio sempre, tutte le volte che c'è un'organizzazione e delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco e realizzare questi eventi di questo periodo. Vi chiedo un altro applauso per loro, perché guardate che ci vuole coraggio. Io mi ricordo che ci siamo visti qualche mese fa, io parlo in plurale ovviamente, c'è Paola Rizzotti che dirige tutto questo, titolare dell'agenzia Motoshow.it, ma insomma sono presente anch'io alle riunioni, ci siamo visti tanti mesi fa e vi posso garantire la paura, la tensione, lo dicevano loro, gli organizzatori, ce la faremo, però c'era la voglia di provarci a tutti i costi, e vi posso garantire, io sono amico di alcuni loro, con 1000 difficoltà, la plastica sotto i tavoli ad esempio, l'ho notata oggi pomeriggio, scusate, però sono riusciti a mettere in piedi tutto quanto, e quindi davvero c'è bisogno di questo tipo di eventi. Però insomma è saltata, per tutti gli appassionati di questa pedalata, è saltata questa manifestazione, però poi vi ricordo che la sera del 15 ci saranno qui il ballo con l'orchestra Stefano in Nevada, e poi ovviamente il giorno 16, ovviamente c'è la Santa Messa alle ore 10:30, poi ci sarà la processione con San Rocco accompagnato dalla banda musicale di Vado alle 17:30, alle 19 il lancio dei palloncini con l'apertura chioschi e pesche a beneficenza, e poi la serata musicale con un altro grande gruppo con i Collegium, e poi alle 24, quindi alla mezzanotte del 16, quindi a cavallo tra il 16 e il 17 agosto, ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi davvero qualcosa di molto molto bello, molto interessante. Ora, mi è arrivata nel dietro le quinte una delle notizie più belle che ci possono dare a chi sta su un palco in questo momento. Sarà lunga, stanno finendo i conteggi, vai avanti. Io non sono Sdrindule, non sono Galantini, chiacchiero, ma che vi racconto io? Potrei raccontarvi che cosa? Innanzitutto i saluti di Patrizia Mirigliani, che li faccio ora perché comunque si fanno in alcuni momenti delle serate, però insomma ecco, noi siamo sempre molto felici di portare i saluti da parte di Patrizia, che è la nostra patron, sempre così attenta, quindi ovviamente io vado a cercare tra gli appunti e rivolgo il saluto a tutte le persone presenti, esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme un momento importante del concorso, non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa, della rinascita del nostro paese e del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche voi, anche noi, oggi come nel 1946, oggi e lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere, anzi, si riparte da qui, tutti invocano l'energia e lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo della vita, per rimettersi in marcia dopo lunghi mesi di rinuncia e dolore causati dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo completamente al sicuro, e quindi responsabilmente rispettiamo le regole in atto. Questa è una cosa della quale noi ci teniamo molto a fare. Ci impegniamo a farlo, poi purtroppo sapete le regole sono tante, magari qualcosa può sfuggire, però impegniamoci tutte quante. Adesso oggi in questi giorni è iniziato anche la norma del Green Pass, diamo una mano quando andiamo a un evento a facilitare il lavoro, questo lo dico io, non ha scritto Patrizia, ma sono sicuro che siamo tutti d'accordo.
anche per chi deve chiedervi il Green Pass e tutto, è un lavoro anche per loro e non lo fanno a cuor leggero e volentieri, ma bisogna farlo. Però se vogliamo fare eventi come questo tipo, in questo momento serve questo, ricordiamocelo, perché è importante, è importante. Vado avanti invece con quello che dice la Patrizia. Applaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà. È stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo. Il suo successo per certi versi ricorda quello delle Miss degli anni d'oro. Applaudo alle aziende sponsor e responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione e come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali edizione 2021. Stiamo riprendendo la vostra vita, siamo felici di farlo qui con voi. Questa è Patrizia Mirigliani che vi saluta e saluta tutte le piazze dove noi andiamo con questo tricolore che ha 82 anni di storia, partito con 5.000 lire per un sorriso e poi diventato Miss Italia. Io vorrei che mi raccontate, avete notizie da dietro le quinte, così vagamente, non c'è nulla. Volete che mi metti in body anch'io e sfilo? Chi è che ha detto di sì? Chi è che ha detto di sì? Dietro una lauta ricompensa io potrei anche pensarci. Guardate che questi sono momenti e mi dispiace non saper raccontare barzellette, però ecco perché adesso io vorrei sapere cosa stanno scrivendo sulla diretta Facebook. Dimmelo Mario Bonesi. Niente, non vedo questa bellissima ragazza sua collaborazione. Senti, vieni su, salta, vieni con me. C'è un microfono per questa signorina? Grazie. Visto, già la conoscono. Vieni, già dice bene quel signore? È quello che ha portato da mangiare prima a tutti, perché no. Microfono. Oh, sì, siccome ho detto prima che non ce la faccio, anche lei, ma ce la faccio io, ce la faccio. Giada, cosa state facendo laggiù? Allora, stiamo trasferendo tutto in diretta, però momentaneamente nessuno ci risponde. Meglio? No, abbiamo le visualizzazioni, ma nessuno mi scrive. No, lascia perdere. Ho visto che prima eri impegnatissima nel lanciare quello che sarà il servizio che saranno fatti. Esattamente, difatti dopo intervisteremo anche le ragazze fasciate. Molto bene. Si fasciate nel senso che no, che il professore si è fatto male, ha fatto una distorsione, che prendevo il titolo. No, sa mai. E tu cosa fai nella vita? Oltre ovviamente a collaborare con Mario Bonesi, il nostro amico. Allora, qua mi conoscono perché io sono di Possalta di Portogruaro, che è a pochissimi chilometri da qui, e ho un'azienda di vendita assistenza macchine da giardinaggio insieme al mio papà, quindi insomma sono un po' conosciuta. Si è fatta anche la pubblicità, non so se avete notato, ha fatto anche la sua bella marchettina. Scherzo, non è un problema. Come le hai viste le ragazze? Poi voi tra l'altro, io lo dico, guardate che la giuria poi vede anche eventualmente le foto nella riunione quando c'è il presidente e il segretario. Come le avete viste le ragazze nella resa video? No, sono tutte belle, ma tutte belle sul serio, e sono state anche molto brave, devo essere sincera, le ho guardate molto. Tu hai avuto qualche esperienza in passerella o qualcosa del genere? Ne ho avuta qualcuna, sì. Hai fatto qualcosa, molto bene. Senti, salutami Mario quando vai laggiù da lui. Certo, grazie davvero, lascia il microfono da quella parte. Bene. Ci siete? Ma dai, vi faccio rivedere ancora una volta. Un altro passaggio, un'altra passerella come prima. Purtroppo devono essere con la maschera, con la mascherina, perché sono troppo vicine. Ma prego, un applauso per loro, un po' di musica. Adesso, siccome ci ho preso gusto, io i risultati li ho e non ve li dico. Tanto ormai ci siamo abituati. Mi è arrivato adesso il foglio. Cosa succede? Ecco, io lo dico perché magari avete assistito negli anni a selezioni di Miss Italia.
Solitamente sapete che si schierano tutte le ragazze insieme sul palco e poi si chiamano coloro che vincono i vari titoli e vengono premiate. In questo caso non è possibile farlo, quindi l'emozione per queste ragazze è ancora più forte perché loro sono dietro le quinte e sentiranno in diretta le ragazze che io andrò a citare, quindi quelle che sono ammesse alle finali regionali. Quindi significa che loro lo sapranno dietro, si presenteranno singolarmente sul palco. Siccome il settimo e ottavo posto sono un qualcosa in più che noi diamo in queste ultime selezioni che abbiamo fatto, non è prevista una fascia, però loro andranno alle finali, mentre dalla sesta alla prima sarà consegnata la fascia, dalla sesta, quinta, quarta, terza B-Match, seconda Rocchette, prima San Giorgio a tagliamento. Bene, adesso io vado a vedere insieme a voi quelli che sono i risultati, mi metto da parte perché ovviamente il centro del palco resta la ragazza, io vado a citare l'ottava classificata che viene ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Lei è la concorrente numero 6, Anastasia. Vieni Anastasia, la numero 6, ottava classificata. Vai, fai la passerella. Ottava classificata, Anastasia. Settima classificata, anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 11, Vanessa Donghi di Marone, provincia di Brescia. Passerella anche per te, vai. Quindi iniziamo ad assegnare le fasce. Importante, la fascia non sarà indossata, la fascia sarà consegnata a mano e la ragazza dovrà indossarla per evitare appunto di avvicinamenti. Sesta classificata sarà premiata da Elisa Piazza. Prego signora Elisa se si può accomodare qui sul palco. E questa fascia che consente anche a lei ovviamente l'ammissione alle finali regionali in Veneto di Miss Italia va alla concorrente numero 8, Samantha Martignon di Fossò in provincia di Venezia. Dov'è Samantha? Falla così, non ti preoccupare, vai. Però Samantha è ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, vai. Quindi vorrei qui con me Michele Prataviera che andrà a premiare la quinta classificata. Spero che la quinta classificata prenda più applausi di lui, mi raccomando. Pronto Michele, che bel nome Michele, lo condividiamo, per quello dicevo. Giulia Caramel, numero 2. Passerella per noi. Luca Masiero sul palco per premiare la quarta classificata. Buonasera Luca. Quarta classificata, anche a lei io lo dico, tutte queste sono ammesse alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. La quarta classificata è la concorrente numero 19, Sara Cavallaro di Brogliano in provincia di Vicenza.
due gentili signori che sono Moni Bidin Tiziana e Miria Collamin per assegnare la fascia della terza classificata, che quest'anno porta il marchio di D-Match tra gli sponsor che ho citato e ringraziato prima. La terza classificata è la concorrente numero 17, Aurora Bertasi di Bussoleno, provincia di Verona. Ritorna a fare questa passerella e grazie a voi. Torno a trovarci sul palco per premiare la seconda classificata Stefano Zoccolani insieme alla signora Jenny Vettoretto. Insieme sul palco, mi date un microfono, mi piacerebbe facesse un altro saluto prima di premiare Stefano. Adesso è quasi terminata, quindi ci tenevo un altro saluto da parte sua. Grazie mille veramente, di nuovo grazie di tutto. E che dire, abbiamo visto non le bellezze di più questa sera, ci siamo divertiti anche per fortuna, visto tutta la situazione e tutto quanto. Grazie veramente di cuore di nuovo a tutti gli addetti al lavoro che hanno fatto non un'impresa, di più. È vero, Veramente. è verissimo. Grazie mille, di cuore, sul serio, veramente. Tutto qua. E complimenti anche a voi. Grazie Stefano, microfono a voi, scusate ma mi sembrava bello, insomma l'abbiamo sentito all'inizio, state quasi al centro, mi sposto io. Seconda classificata, ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, la concorrente numero 16, Serena Guadagnini di Cavaillon Veronese, Verona. Vai! Sul palco a questo punto per premiare la Miss San Giorgio al tagliamento, finalmente la vediamo questa fascia, verranno sul palco a consegnarla Ermanno Piazza e Edda Combatto. Ermanno e Edda, siete pronti per premiare la prima classificata? Voi siete pronti a sapere chi ha vinto il titolo di Miss San Giorgio al tagliamento? C'è qualcuno che sì. E se io vi dicessi che non me l'hanno scritto? Ci abbiamo aspettato qui un'ora. Bello, che bel pubblico, vedi? Vince il titolo di Miss San Giorgio al tagliamento in questa straordinaria serata la concorrente numero 7, Jennifer Sordon di Mazzola, provincia di Treviso. Esatto, tu non puoi sbagliare, devi fare la sfilata con la fascia indossata giusta. Vai, io sul palco con me vorrei anche Paola Rizzotti. Intanto questo applauso va Jennifer che si aggiudica il titolo di Miss Giorgio al tagliamento valido per la missione alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Stai pure qui, io vi invito, no, rimanete qui con noi, mi farebbe piacere un saluto anche da parte di Paola, altrimenti ti do il mio microfono se vuoi. Paola, com'è andata?
è stato molto faticoso e molto stancante, come si vede non mi ero fatto in tempo a cambiarmi. Comunque bellissima serata. Io innanzitutto i complimenti alle ragazze, è doveroso farlo perché penso che sia superfluo ogni cosa da aggiungere, però il mio ringraziamento personale agli organizzatori di questa splendida festa, gli uomini in giallo, gli Yellow Man e Woman, che li riconoscete, vedo Lina, vedo Ermanno, vabbè, ma tanti altri che conosco magari non per nome, ci avete accolti, coccolati, gestiti come veramente è stato meraviglioso. E poi, scusami la banalità, ma non mi sembra vero di lavorare vicino a casa, questo è una cosa veramente, un'emozione fortissima. Grazie e complimenti alla vincitrice, ma complimenti a tutte le ragazze e ai loro familiari. Tutte. Grazie. Tutte. Grazie Paola, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, bene, e a questo punto vi ringrazio io. Ringrazio io perché ho trascorso una bella serata in vostra compagnia. Mi ha fatto davvero molto piacere. Grazie a voi, amici di San Giorgio. Ciao, buona serata a tutti. Siamo col mitico presentatore di questo concorso ormai da una vita, perché possiamo dirlo, no? Beh, insomma, 8 anni non sono una vita, però è un bel periodo, insomma, ecco, è un bel periodo. Senti, come credi sia andata stasera? Ma secondo me bene, insomma, ci siamo divertiti, la location è splendida, abbiamo trovato un nuovo gruppo di amici qui a San Giorgio al Tagliamento, quindi ci fa piacere. È stata bella sofferta, però insomma chi l'ha seguita poi in diretta lo sa che abbiamo avuto quell'attesa del verdetto, però insomma è stato bello. Devo dire che te la sei cavata alla grande comunque, Ah beh, dai, è da un paio d'anni che faccio sto mestiere, quindi poi sono i momenti divertenti quelli in realtà, sai. Quelli dove devi inventarti qualcosa. È quello, esatto. Io poi, come dico sempre, non so raccontare barzellette, non so cantare, chiacchiero ed è l'unica cosa che in qualche modo faccio, però quei momenti in realtà divertono, ecco. Poi visto che la gente, c'è una persona prima che ha detto ma era tutto preparato, no, magari questo è il problema. Vero, magari anche a me succede ogni tanto, no? C'è quella perché succede che ogni tanto trovi quel qualcuno che non parla tanto, che gli devi togliere le cose con le pinze e quindi ti devi un po' inventare qualcosina. E poi ti dicono alla fine, ma dai che avevi tutto previsto. Sì. No, vabbè, ma e invece no, non è così, però noi ci divertiamo a chiacchierare. Assolutamente. Beh, guarda, devo dire, poi mi sei ti venuta in ringrazio soccorso, devo anche dire di la avermi verità. chiamata. Esatto, mi è venuta in soccorso. Adesso mi sono un po' più preparata, mi sono messa anche i tacchi, se no non sarei mai salita da lì. Ecco, il mio problema è questo, perché ti sei messi i tacchi adesso? Prima almeno, adesso invece si vede la differenza, però. No, dai, su, non tantissimo. Ce la facciamo andare bene. Scherzo, anzi, Grazie ti ringrazio mille di averci dato questo tempo, perché insomma sappiamo che anche tu volevi un po' scappare perché siete tutti stanchi. No, guarda, volentieri, ci mancherebbe. Noi ringraziamo tutti coloro che con simpatia seguono Miss Italia, quindi non è tempo perso, anzi lo facciamo molto volentieri, vi ringraziamo. Ok, ci sto. Grazie mille, Michele. Grazie a voi, ciao. Siamo con la bellissima Jennifer, lei ha vinto il primo posto stasera, è stata fasciata Miss San Giorgio del Tagliamento. Jennifer, com'è andata? Come ti sei sentita questa sera? Benissimo, è andata benissimo. Io avevo già partecipato a Miss Italia nel 2018 e dopo 3 anni ho voluto riprovarci e quindi questa è stata la mia prima selezione di quest'anno e ne è valsa la pena. Beh, oserei proprio dire di sì, ti è andata sì, super benissimo. Eri un po' agitata prima di iniziare? Abbastanza, sì, nonostante lo faccio da molti anni sono sempre agitata come la prima volta. È un palco importante, sì, questo, esatto. Quindi di conseguenza è normale che metta un po' di agitazione, un po' di FIFA anche. Sì, esatto, sì. Senti, qual è stata l'uscita che ti ha fatta più felice? Ovviamente quella col body di Miss Italia, sì, perché quello è il simbolo di Miss Italia, quindi per forza quello. Per forza, sì, ha ragione lei, effettivamente quello ve lo ricordate tutti, insomma, cioè in ogni caso quello è proprio il simbolo che rappresenta questo concorso. Beh, noi ti auguriamo che vada benissimo alla prossima selezione, che sarà quella regionale, e in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie!
Siamo con Giulia, lei ha vinto la 5ª fascia. Com'è andata questa serata, Giulia? Molto bene, devo dire la verità, non mi aspettavo di prendere una fascia, perché questa sera veramente le ragazze erano bellissime. Quando le ho viste ho detto ma no, ma perché? Ma se sei uno splendore, hai un visetto che ti ho guardato tutta la sera, perché io ero lì davanti perché eravamo in diretta, quindi vi ho guardato tutte bene. Devo dire che sei proprio bella, quindi Grazie. non hai niente da invidiare a nessuno, fidati. Quali sono state le tue sensazioni allora? Allora, molto emozionata e mi è partita anche l'ansia, devo dire la verità. Immagino, Perché sì. era da un bel po' che non partecipavo a una selezione di Miss Italia e non ero più abituata. E quindi l'hai già fatto in passato? Sì. Quante volte? L'anno scorso una selezione, perché appunto con il Covid non è stato facile. Sì, è stato un anno un po' terrificante disgraziato. per questo tipo di attività, sì. È vero. E nel 2018. Ah, ok, quindi dai, un pochino. Sì. Non era la prima volta, quindi l'ansia della stata prima strana. volta Non era la prima andata, volta. però insomma sapere che sei a Miss Italia, anche se è una selezione normale, Ancora perché non è all'inizio, regionale, sì. è quella dell'inizio, e quindi comunque hai un po' di FIFA. Mettiamola Sì, così. ma non me l'aspettavo, devo dire. Non me l'aspettavo, solo che Beh, benissimo era da così, tantissimo tempo che non partecipavo, e quindi benissimo così, fidati. sì, a questo punto sì, mi ha portato fortuna. Beh, speriamo che te ne porti tanta altra alle Speriamo. selezioni regionali, e quindi un super in bocca al lupo anche per quello. Viva il lupo. Ci saremo anche là probabilmente, e quindi avrò l'occasione di rivederti, spero. Anch'io. E benissimo. Ti salutiamo, mille. ti lasciamo andare, anche perché qua stanno sbaraccando tutto e ci dicono stringi, quindi ti lasciamo andare. Grazie Ok, mille per il grazie tempo a che ci voi. hai dato.